I carabinieri del Ross hanno eseguito 19 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Torino nei riguardi di altrettante persone ritenute esponenti di vertice delle cosche dell''Ndrangheta nel Basso Piemonte. Gli arresti nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, dove le indagini hanno consentito di documentare incontri, rituali e affiliazioni. Sono stati fermati i presunti autori dell'omicidio di Giovanni Villella, 31 anni, il pregiudicato ucciso il 4 giugno alla Mezzia Terme ed il cui cadavere è stato trovato il giorno successivo. Tra loro c'è anche la moglie della vittima, Jennifer Pina, 29 anni, fermati inoltre Giovanni Giampà, 41 anni, ex calciatore della Vigor Lamezia con il quale la donna aveva allacciato una relazione, e Michele Dattilo. Un imprenditore agricolo, Annibale Notaris, 47 anni, di Maida, è stato arrestato ed altre 300 persone sono state denunciate dai militari della Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine su una truffa ai danni dell'INPS e dell'INAIL. All'imprenditore, posto ai domiciliari, sono stati sequestrati anche beni immobili per un valore di oltre 855.000 euro. Sono stati inaugurati oggi i nuovi locali dell'unità operativa di neurochirurgia dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il rinnovato reparto è dotato di 14 posti letto in degenza ordinaria e day hospital con stanze di massimo 2 posti letto e con 4 posti in degenza semi-intensiva. Il costo dell'intero lotto è stato di circa 240.000 euro.